È attivo da qualche giorno il nuovo servizio della Regione Veneto che sfrutta le risorse disponibili in termini di treni per dare la possibilità ai cicloturisti di caricare la propria bicicletta sul treno, anche da Verona, e di raggiungere i percorsi ciclabili più belli del Veneto. Il progetto prende il nome di Treno Bici del Mare e collega Verona alla Tisana, in Friuli, dove parte la nota pista ciclabile che in 21 km porta a Bivione. Un nuovo servizio che si aggiunge al Verona Treno Bici, nato l'anno scorso, che collega Verona a Peschiera e Mantova, e al collaudato servizio bus delle Dolomiti che collega Vicenza a Calalzo. Abbiamo un patrimonio che è veramente inestimabile. Regione Veneto è la regione che viene toccata da 5 ciclovie di interesse nazionale su 10 riconosciute dal Ministero delle Infrastrutture, quindi non solo piste ciclabili di interesse regionale, perché abbiamo anche l'Austiglia Treviso, abbiamo la Greenway, abbiamo una serie di ciclopiste veramente che sono assolutamente da percorrere, e abbiamo deciso con il trasporto pubblico di favorire l'accesso dei cittadini veneti e non solo a queste ciclopiste. In Veneto si possono già contare 1300 km di piste ciclabili, a cui se ne aggiungeranno altri 400 nei prossimi 2 anni. Insomma, grande attenzione da parte della Regione sul tema, ma anche di associazioni come FIAB, che promuovono l'utilizzo della bicicletta anche per gli spostamenti quotidiani. Può giovare a tutti i numerosi cicloturisti della nostra città che vogliono finalmente poter usufruire delle bellezze della regione senza doversi sobbarcare grosse trasferte inutili in auto. Quindi dovrebbe diventare nelle nostre speranze quella navetta cicloturistica che ancora manca alla regione, e siamo contenti che la regione e Trenitalia Veneto abbiano recepito questo nostro suggerimento che era stato fatto già a partire dall'anno scorso.